una mattina d'inverno, la campagna è avvolta da un sottile velo di nebbia. Alberi spogli e campi desolati si perdono all'orizzonte. La nostra meta è una piccola chiesetta medievale, un gioiello nascosto. Siamo ad Ariano nel Polesine, antica stazione di posta romana. La pieve di San Basilio risale al IV secolo d.C. Un misterioso sarcofago di tarda età romana ne custodisce l'ingresso. Il silenzio è quasi palpabile. Le statue, ormai logore, sono segno dell'inevitabile passare del tempo e narrano la venerazione e la devozione di antichi fedeli. La vecchia campana, spettatrice silenziosa di innumerevoli preghiere e cerimonie. La colonna miracolosa, capace di guarire il mal di testa e di far tornare il latte alle neomamme. Sotto di noi, la chiesa antica, il pavimento con alcuni frammenti di mosaico romano. Una mola usata come fonte battesimale. San Basilio, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, sospeso tra spiritualità e quiete, un invito a contemplare il sacro e l'inspiegabile che permea il tessuto della sua stessa esistenza.